me è stato molto gratificante perché ricordo quando incominciai a scrivere il testo di questa musica, che dopo prima ho composto la musica, poi il testo, e pensavo sempre, per me sarei stato molto felice se qualcuno, prima pensavo a Palermo o anche Catania, Siracusa o la mia città Vittoria, sentissero questa canzone, questo brano che io proprio scrissi con l'intento di far capire alla Sicilia che è bellissima, cioè, lo sanno i siciliani, però io vivo in Germania e praticamente una cosa che domandano è come ti chiami, da dove vieni. Appena sentono Sicilia c'è sempre quell'emblema, sì, la Sicilia è bella, sì, però ci sono questi problemi che noi sappiamo tutti quali sono, non voglio neanche nominarli, e io ho scritto questa cosa con una bellezza, portando la bellezza attraverso la musica e questo testo in Germania per farla conoscere anche in un altro modo alle persone di cui ancora io faccio musica, certe volte con piccoli concerti culturali la spiego, gli dico, la traduco in tedesco, l'ho tradotta anche, loro sono molto contenti e anche addirittura non sapevano queste cose che Siodo allora scrisse queste cose che io presi subito perché ho pensato l'emblema della bandiera della Sicilia, perché io vedevo sempre questa faccia, questa bella testa della Medusa che è in centro, nel cuore della bandiera. E ho composto questi versi, ho scritto questi versi e avevo il piacere sempre di portarla durante la pandemia. È successo tutto questo, poi l'ho registrata e tramite questa occasione che un giorno di mattina presto lessi Trinacria, settima edizione, chi volesse partecipare, però in forma di letteratura, di scrivere, io ho pensato, ma io mando questa canzone, la mando perché ha a che fare con la Sicilia, Trinacria, e poi ehm, Trace Acra, che è un nome greco di tre promontori, cioè della Sicilia, ho detto io la mando. Al limite non succede niente, non mi risponderanno neanche. E no, c'è stato il presidente, il dottor Orazio Maria Valastro, che mi ha subito scritto dicendomi di mandare questo materiale e da lì è nato tutto. E poi il culmine è stato che addirittura questa canzone è stata premiata e io ero felicissimo. Sono stato veramente così felice, ancora tutt'oggi sono felice perché io penso, cioè, quella canzone per me è bellissima, cioè per me è una delle migliori canzoni che io abbia scritto e veramente la dedico, l'ho dedicata al mio paese Vittorio, ma la dedico veramente ai siciliani, a tutta la Sicilia e a tutti i siciliani.